Buona giornata a tutti, è un piacere vedere la sala di questo Consiglio regionale che pullula di persone interessate di un tema che è davvero incredibile, di questa alleanza fra Italia e Pakistan per generare un alpinismo solidale. Questo è, come dire, la sintesi dell'iniziativa che vogliamo presentarvi oggi, stimolati da un libro Il coraggio dei sogni di Tarcisio Bellò, che sarà, diciamo, il nostro filo conduttore in questo incontro. Però accanto a me non c'è soltanto Tarcisio Bellò, ma anche altri due ospiti, e partirei da loro per arrivare a Tarcisio e iniziare questo importante incontro. Alla mia destra c'è un mio concittadino leoniceno, Mario Vielmo, che è un alpinista che ha nel suo portfolio 13 vette quota 8000 senza ossigeno, e abbiamo già ospitato in Consiglio regionale per un semplice motivo, perché è un atleta di estremo e grande valore, ma è anche un atleta che testimonia in maniera molto chiara principi di altruismo e di rispetto nei confronti dell'essere umano e della terra che ci ospita, che per me sono davvero molto ispiratori. È un comunicatore, si occupa di divulgazione tramite video e parole delle esperienze che sta facendo da un punto di vista sia appunto atletico professionale, ma anche da un punto di vista umanitario, e trasmette appunto principi di solidarietà, impegno politico e sociale per onorare non soltanto la dignità dell'uomo, ma anche quella della terra, perché appunto è la terra e le montagne quelle che ci ospiteranno proprio in questo incontro. E Mario le trasmette, le racconta molto bene e desidera appunto testimoniare quanto sacrificio necessitino e quanto gioco di squadra necessitino, insieme a una grande passione per questa ricerca della sintonia con la natura agli studenti. Infatti proprio nei suoi progetti c'è questa grande attenzione nella divulgazione di questi principi nei confronti delle nuove generazioni. Invece dall'altra parte Mario chiuderà questo incontro preceduto invece da Riccarda Castagna, che qui ci porta un'esperienza e ci porterà delle parole sicuramente molto significative. Perché? Perché Riccarda è sorella di Cristina Castagna, detta la Chiappasogni, con un libro che è appunto anche qui disponibile, che ci racconta la storia di una giovane donna con una tenacia, un'umanità e una passione che testimoniano una storia che non può fare altro che non soltanto appassionare noi, ma anche commuoverci. E è, diciamo, musa ispiratrice di tante iniziative e di un progetto in particolar modo di cui oggi vogliamo parlarvi, di cui parla nelle sue pagine Tarcisio nel Coraggio dei sogni. E Cristina era atleta e infermiera, e la montagna purtroppo l'ha chiamata a sé. E l'ha chiamata a sé, ma da questo momento dolorosissimo nasce qualcosa di straordinario, nasce un percorso di solidarietà. Un percorso di solidarietà che è stato raccolto non soltanto da Montagna e Solidarietà, associazione di cui fa parte e di cui è promotore Tarcisio, ma di cui Tarcisio è generatore. Tarcisio Bellò è un alpinista, scrittore. Hai fatto di tutto pur di occuparti della tua passione per la montagna e pur di dedicarti non soltanto a vivere personalmente queste esperienze, ma anche a comunicarle attraverso racconti, incontri, libri che ci parlano delle Alpi, delle piccole Dolomiti, ma anche delle montagne dall'altra parte del mondo. E mi piace definirti oggi come generatore di solidarietà perché dopo l'esperienza avuta nell'alpinismo, diciamo, delle vette sopra gli 8000, a quota 8000, hai deciso di dedicarti ad un'area, a uno studio e a una esplorazione pionieristica dell'Hindu Kush, di una parte di una regione che è estremamente appassionante, di cui ci parli nelle pagine del Coraggio dei sogni. Questo libro mette insieme il coraggio e i sogni, e quindi ti chiederei di darci un input intanto, un piccolo assaggio del motivo per cui hai scelto questo titolo e del motivo per cui hai cominciato a scrivere queste pagine. Buongiorno a tutti, ringrazio Cristina, consigliere regionale, per l'invito, e il consiglio regionale per questa opportunità, evento di parlare delle nostre cose. Il coraggio dei sogni, perché in alpinismo serve coraggio e il sogno è quello che ti fa inseguire e applicare il coraggio in imprese a volte
ritenute difficili o impossibili addirittura, e che però in tanti casi noi abbiamo dimostrato di poter concretizzare. Il coraggio dei sogni è un libro di viaggio sostanzialmente, ispirato, cioè, sul modello dei libri di porca miseria, Fosco Maraini, scusatemi, questa defiance. Fosco Maraini, che è un autore fantastico, che ha, diciamo, ha un livello di scrittura molto interessante, divertente, eccetera, e ho cercato in qualche misura di imitare, no? Perché è bello trasmettere la passione attraverso le righe e le pagine di un libro, e raccontare le emozioni, le difficoltà alle volte, e anche i momenti difficili, dolorosi in qualche caso. E quindi trasmettere quello che avviene in alta quota, e anche a volte con dei momenti divertenti, di divertimento che sono avvenuti, piccoli aneddoti che aiutano a far scorrere meglio le pagine del libro. Spero di esserci riuscito. Spesso mi chiamano al telefono dicendo: Tarcisio, ho scalato con te, e questo è un bel segnale. In tutto questo, oltre alla parte alpinistica, c'è la parte solidale, che è ispirata da Cristina Castagna, partita da una costruzione di un acquedotto in un villaggio al nord del Pakistan, e da lì si è, diciamo, poi ideato questo sogno di realizzare una piccola casetta all'inizio, poi in realtà è diventata una struttura molto più grande. Qui stiamo vedendo alcune immagini delle scalate che abbiamo realizzato nel 2017, Jinnah Peak, una delle ultime vette, 6.000, uno degli ultimi 6.000 inviolati, perché abbiamo salito ben 6 vette, cime di 6.000 metri, di cui 5 inviolate e 4 addirittura senza nome, che abbiamo nominato noi. Tra queste c'è Marostica Peak, che stiamo vedendo, poi Italia Peak, e nel corso degli anni, perché dal 2000 in avanti abbiamo realizzato 10 spedizioni, tanti quanti i capitoli del libro, e pertanto abbiamo vissuto delle avventure sicuramente fuori del comune. Qui nel 2007 abbiamo scalato il Carca a 6.222 metri in prima ascensione assoluta, primi uomini su quella montagna. E qui nel 2009 invece abbiamo salito Cristina Castagna, perché era precipitata dal Broad Peak qualche settimana prima. Le abbiamo dedicato una cima a suo nome, e questo è stato un primo segno di memoria nei suoi confronti. In quell'occasione avevamo scalato l'Ice Peak per una via nuova, sempre nel 2009. E sempre nella stessa spedizione abbiamo scalato anche Veneto Peak. Questo è interessante, cioè abbiamo portato un po' di italianità, veneticità, non so come dire, in Pakistan, e lì abbiamo trovato ascolto con i nostri progetti. Ecco il gagliardetto della vetta è una delle ultime cime, cioè 2013, una cima, diciamo, di 5.200 metri. Poi abbiamo suggellato l'amicizia con altre scalate su montagne di 5.800 metri con la bandiera italiana e pakistana, proprio per dare un segno di questo diciamo legame che ci tiene uniti. Ecco, il libro è tutto questo. Io manderei il video tra un po'. Soltanto prima del video un piccolissimo accenno, perché in queste pagine viene raccontato passo passo quella che è stata l'esperienza di tutte queste cime, quella che è stata l'esperienza di relazione con la comunità di quei territori. E quindi qui ci colleghiamo proprio
a quello che il video ci introdurrà, ossia tutta la parte relativa al percorso di solidarietà, no? Un percorso di solidarietà che tu hai voluto mettere in pratica grazie alla collaborazione di tante persone, comprese anche quelle che sono qui oggi, per anche opporsi a una logica invece di un alpinismo che non è solidale ma che è invece utilitaristico. Motivo per cui tra l'altro sei stato anche premiato e riconosciuto come Cavaliere al merito della Repubblica, quindi con Certo, un'esperienza che è stata riconosciuta anche dal nostro Presidente proprio nel 2020, se non sbaglio. Sì, esatto, 3 anni fa, e devo ringraziare tutti i sostenitori, gli associati di Montagne e Solidarietà e tanti amici del Club Alpino Italiano, delle sezioni vicentine del CAI e Venete, perché è grazie a loro in sostanza. Questo è un premio anche dato a tutto questo lavoro svolto collettivamente, sì, cioè non è solo una cosa mia, insomma. Io ho fatto un po' da motore in tutto questo, ma Fantastico. ecco. Io manderei le immagini del video che racconta la parte solidale in modo molto preciso e lo illustra con delle immagini veramente diciamo facili da capire, perché in 13 anni abbiamo realizzato un acquedotto, un ponte, le fondazioni del Centro Castagna, e adesso il Centro Cristina Castagna è al tetto, e l'anno prossimo andremo a inaugurarlo il 10 di agosto con una grande iniziativa insieme al CAI di Valdagno, al Club Alpino Italiano, e faremo dei trekking in Baltoro e in Hindu Kush, e l'inaugurazione con le autorità regionali del Gilgit-Baltistan e tanta gente, i partecipanti alle nostre spedizioni, insomma. Quindi sarà un momento importante e anche di cui dovremmo in qualche misura essere fieri e orgogliosi, ecco. Esattamente, per cui questo video ci racconta di questa connessione fra l'Hindu Kush e il Veneto e Cristina Castagna, che sarà al centro appunto della seconda parte dell'incontro. Grazie. Chiediamo a Davide di fare il video. Dei lavori dell'acquedotto e relativa fontana, Franco espone al sindaco Mirza Mohammad il progetto elaborato secondo la miglior soluzione possibile. Dando il via ai lavori bisogna portare in paese tutto il chilometro del tubo arrotolato in grandi matasse, e oltre che gli uomini, anche i bambini fanno la loro parte. Il collegamento dei tubi viene eseguito con molta perizia. Il tubo viene collegato alla vasca dell'acqua sorgiva a monte e cominciano provvisorie erogazioni in paese. La posa della prima pietra è affidata a Franco, quale responsabile del progetto. Essendo il ponte l'unica via di comunicazione tra il villaggio e la valle, non poteva essere completamente interrotto durante i lavori di montaggio del nuovo manoscritto. Pertanto si dovette procedere lasciando che la metà del vecchio ponte fosse transitabile, finché l'altra parte non era ottimale. Non mancarono momenti di euforia quando fu posata la prima capriata e si ebbe la definitiva conferma che i calcoli erano corretti. Grande squadra! Bellissimo!
We are so proudful and we are prayerful. Guys, let's go. सजना दूर न जावी गुमसुम प्यार दा मौसम अज ना दर्द जगावी गुमसुम बूहे बारियां मैं ठोठो बनिया तू हो ना खफा सजना Voglio assicurare che abbia 5x3, 5x3, non è niente. Sì, esatto, ti ho detto. Sì, Prima dentro dalla sì. porta, a sinistra, Sarà perché già- subito sarà scalini già- che stai, che lo so. Due mine in partenza. त्यांच्या गोग में अनुत लाव मुश्किल एक पशी थोक में अजग मुश्किल नहीं कारण से प्लेन मिलने बुटुस्तिन किलो कोट्टे अनि से दे देन तन अनफरस ने दे तो बियाना मकान दे देन 12 14 एक कमरा अनुभव साइज लेवर तो लेवी की के जरूरत नहीं अनु 18 20 एक कमरा बोलो Stamattina ho detto. Inžinier, on čistil kapun hente nur čaketu sa die jara to fato en selepten. वे मैं तेरी मैं तेनू कहनिया तू पगा वफा सजना सारा जमाना है करके बेगाना है दीवाना तेरा तेरे ते मरा इश्क जगा I ask you if you want or not. عشان زرانو جدا انو مسخري جمع ترى سيانا رجلست ساعات مزيد اك دو موز مثلا يجي يكون مسخري جمع Ferrari? No. Sam, no. अच्छा No. Ok. Va bene, grazie. Ok. I help you on this your voluntary. Okay. और उनसे ग्राउंड मस अत्याक ठंग को कम तमस दरनो तुम पैसा देवा मस खर्चा तुम बर्दाश्त मस छोटो को मस मुफ्त छोटो को मस वॉलंटियर Engineer Basharat, Hello, explain Assalamualaikum. us. My name is Basharat Jan and I'm a civil engineer. I'm from Pakistan and this is my friend. I am Shehbaz Khan, engineer from Pakistan, Gotolti. We three are the group members of the construction team here in Pakistan. And we have And I'm Rani Habib. I'm an environmental engineer and currently I'm working on Christina Cristagna Center, Gotolti.
Yeah, we are a group of engineers. Mr. Shehbaz is mechanical engineer and I'm civil engineer, and Ms. Rani Habib is an environmental engineer. Today we are going to show you the Christina Castagna Center. So far the work we have done. So let's go. Okay. We can show you. This is the main building. We have poured the pillars, we have made the RCC wall, and here you can see these are the manholes, the part of sewerage. The septic tank is over there, and soakage pit is right after that. So in this area, the washrooms and bathrooms and the kitchen part would be here. This is the area where we will build the washrooms and bathrooms and the kitchens, and the remainings are 4 main halls for residents, for dining purposes, for sleeping purposes. We are going to construct the stairs. But up. The stairs will be constructed here in order to go on the second floor or the roof. Okay. सोने दिल जानिया छड़ मन मानिया सजना छापा चलेगा निया तेरिया निशानिया सजना मौसम बहार दानी किते इकरार दानी सच्चे मुच्चे प्यार दानी तेनू मजा मार दानी मौसम बहार दानी किते इकरार दानी सच्चे मुच्चे प्यार दानी तेनू मजा मारदा रफ्ता रफ्ता जो बन टल जाए ए ना गल तू पुलानी गुमसुम प्यार दा मौसम अजना दर्द जगावी गुमसुम सावे अखियां दे बह जा सजना वे तक लैण देनी जी भर के धड़कन दिल दी नू सुनदा जावी वे छड्डिया तू की करके Allora, cosa è cambiato da quando l'hai visto 2 anni fa? Beh, hanno ricoperto, completato il tetto, e il tetto con legname di Enego, tagliato qui, e poi rivestito di pietra, bellissimo. È partito? E poi c'è un quadratino, potete parlare. Senti, no. Tarcisio, finalmente sono venuto qui a Grazie visitare. della tua visita. A Gotolti, a visitare il tuo centro per ricordare Cristina Castagna, la nostra Esatto. amica che purtroppo è scomparsa sul Broad Peak nel 2009. E posto, devo dire, incantevole, meraviglioso. Siamo circondati da montagne alte 6.000 metri, 5.000 metri, montagne anche mai scalate prima, per cui tu hai diversi anni che vieni qui, insomma, no? Nel Quindi 2000, sì. avete anche creato una cartina, una mappa di tutti gli itinerari, trekking che ci sono, c'è tante cose da fare. E mi dicevi insomma la struttura, quanto è grande? La struttura è 270 metri quadri, ha i bagni, 2 camere, una cucina e una sala mensa dove si possono tenere anche riunioni. E l'obiettivo è di fare ospitalità per turisti, trekinisti, pakistani e anche internazionali, naturalmente, italiani, speriamo vengano perché è un'opera importante a cui crediamo. E da qui si parte, la definisco la meravigliosa porta dell'Hindu Kush, perché da qui si parte per trekking di 3 giorni, 7 giorni, 15 giorni, e
si possono vivere avventure davvero straordinarie in un ambiente dove... Rifugio ma anche centro di formazione per Certo. aspiranti guide o guide alpine future pakistane. Sì. Questa è il tuo appello, la tua idea insomma che lanci anche per richiamare qui istruttori italiani o esteri, Certo. quindi guide alpine, Creare collaborazioni formatori fra guide che possono per- portare clienti anche qui per esempio e dare un contributo allo sviluppo della tecnica alpinistica in Pakistan. che perché c'è un po' di carenza Sì, perché rispetto al Nepal, rispetto manca agli la Sherpa. figura della guida alpina. Qui non ci sono, sì. Esatto, e le guide alpine sono sinergiche alla crescita turistica perché aiutano a sviluppare il turismo nell'area. Ma l'idea è anche di fare corsi di alpinismo di base per appassionati pakistani, per esempio locali, ragazzi di E scuole, introdurli eccetera. al nuovo sport, Introdurli nuove discipline. e portare quelle conoscenze che possono aiutare a frequentare meglio la montagna in sicurezza soprattutto. आज ना दर्द जगावी हल्की हल्की बरसे बदली सजना दूर न जावी गुमसुम प्यार दा मौसम आज ना दर्द जगावी Spazio ce n'è finché si vuole. Per 24 posti letto complessivi, il tetto in legno come dicevamo del comune di Enego e la veranda al sole, bella. Sherbaz Khan e Miser Shah e Shukrat, rispettivamente l'ingegnere, il geometra, responsabile villaggio e aiuto nei lavori Shukrat. Ok, questo è il centro Cristina Castagna. प्यार दा मौसम आज ना दर्द Beh, è straordinario aver seguito i passi della realizzazione del centro dedicato appunto a Cristina Castagna e come dicevate nel video servirà per generare opportunità, per generare cultura, per Assolutamente sì, l'idea è di realizzare una struttura ricettiva, un piccolo alberghetto che faccia economia nella vallata di 27.000 abitanti, che possa ospitare una scuola di formazione alpinistica di High Altitude Porters, future guide alpine, speriamo, e anche la crescita della figura femminile, perché ci sono diverse alpiniste pakistane che stanno ottenendo dei successi sulle montagne sia del Pakistan che del Nepal e sono riconosciute, e questo è interessante, è una chiave di lettura interessante, che l'alpinismo faccia cordata per riuscire a creare un'idea di cooperazione internazionale e dare una spinta di sviluppo in un intero settore che è quello turistico al nord del Pakistan, sarebbe veramente, se arriviamo in fondo, un'opera nostra, italiana, veneta, vicentina e comunque insomma realizzata in concorso con loro, questo l'avete visto dal filmato. E forse l'opera più bella è proprio questa relazione internazionale che è cresciuta. Loro hanno fatto proprio il sogno di portare avanti questa idea e 3 ingegneri pakistani si sono messi a disposizione, ma è tutta una vallata che attende questo sviluppo e noi è quello che siamo riusciti a fare e credo sia un'opera importante. Ottimo, allora ti ringrazio di aver generato insieme a Montagna e Solidarietà
cordata proprio di attori che in Italia, attraverso comuni aziende e grande opera di volontariato e di persone che ci credono in questo progetto, insieme con i cittadini pakistani dell'Hindu Kush, stanno davvero facendo la differenza. E quindi ecco, ribadisco, attraverso appunto nel sito di Montagna e Solidarietà potrete trovare tutte le informazioni per tenervi aggiornati sul progetto, ma anche sui percorsi che verranno proposti, i trekking e i momenti di festeggiamento e di inaugurazione previsti nel prossimo anno ad agosto, il 10 di agosto, quindi sicuramente il Consiglio regionale potrà dare risalto a questa iniziativa e potrà dare risalto a non soltanto la vostra esperienza, ma anche appunto a quella di Cristina Castagna, che è appunto, come dicevo prima, musa ispiratrice. Quindi adesso io ti chiedo, Tarcisio, se possiamo passare il microfono a Riccarda, perché è giunto un momento molto, molto importante, quello di scoprire di più di questa atleta, di questa infermiera che ha saputo prendersi cura del prossimo anche sulle vette più aspre. E quindi ti chiedo, Riccarda, di raccontarci in quanto sorella un pochino di Cristina, e ti chiedo anche che cosa penserebbe lei, fosse qui oggi tra noi, di questo progetto. Certo, buongiorno a tutti, ringrazio dell'opportunità di dare questa mia testimonianza molto vicina da sorella. Testimonianza che vuole, innanzitutto mi viene da dire che il libro di Tarcisio si intitola Il coraggio dei sogni e Cristina amava definirsi, si era definita la chiappa sogni. Quindi una parola ricorrente sicuramente è quella appunto di sogni, sognare. Cristina è una persona, voglio dire, comune, che però dal 2003 ha iniziato a coltivare questo grande sogno, quello delle scalate, di scalare gli 8000. Lei di professione era infermiera, continuava ad esserlo, e effettivamente come penso anche le altre persone che fanno questa professione, non si possono scindere le due cose, per cui effettivamente ha avuto modo di portare aiuto anche durante le spedizioni. Mi viene da dire anche, da fare un'altra considerazione, la tenacia. Allora, per raggiungere, per perseguire i propri sogni ci vuole sicuramente tanta tenacia. Questa non va mai sicuramente disgiunta da tanto impegno e sacrificio. E in queste cose Cristina e Tarcisio sicuramente si sono trovati, si accomunano. Tarcisio per aver perseguito con costanza, tenacia, caparbietà questo suo progetto per ben 15 anni, 13 anni, e Cristina per essersi cimentata a sua volta nella realizzazione dei propri sogni, anche lei con tenacia e coraggio. Cristina, diciamo che oltre ad essere sì, una scalatrice, amava anche esprimersi ed esprimere quello che provava, le emozioni che provava durante le sue scalate, con le parole. Lei solitamente le riportava su dei taccuini di viaggio, ma molto spesso, anzi in tutte le spedizioni, le scriveva anche su delle lenzuola che poi appendeva all'esterno della propria tenda, con il pensiero che il vento che spesso soffia in quelle zone potesse portarle anche ad altre persone oltre il confine. Ecco, Cristina è morta prematuramente, ha fatto 7 spedizioni sugli 8000, ha raggiunto 5-8000 e al rientro dal quinto sì, ha avuto questo incidente. Quindi è morta prematuramente all'età di 32 anni, però come lei scrive e come ci ha lasciato scritto in uno dei suoi diari, sicuramente ha avuto una vita, ha vissuto la sua vita, cioè ha fatto della sua vita lo strumento per perseguire i sogni, per essere felici, per renderla veramente luccicante. Questo lo dico perché mi piace oggi pensare a Cristina come una stella, ma una stella cometa, perché dopo la sua scomparsa ha lasciato dietro di sé veramente una scia luminosa, una scia di solidarietà, una scia di stima,
lei era stata anche volontaria come infermiera in Costa d'Avorio per ben 2 volte, e in Costa d'Avorio le è stata dedicata una sala operatoria oculistica, in parte finanziata anche con il libro che racconta appunto la sua biografia. Era stata volontaria con la Protezione Civile in Albania, ha lavorato per lungo tempo al pronto soccorso dell'ospedale di Vicenza. E a tal proposito, più di una volta si è espressa dicendo che nel suo lavoro vedeva veramente persone che scalavano degli 8.000 ben più grandi, ben più alti e più difficili dei suoi. Quindi ecco, lei ha lasciato questa grande scia. Voglio leggervi soltanto appunto uno scritto suo che abbiamo ritrovato nei suoi taccuini, e che dice appunto di come lei avesse saputo prendere in mano la sua vita. Ogni tanto mi sembra che il mondo sia impossibile, che i miei sogni e i miei progetti non siano che vaneggiamenti di un'ubriaca di emozioni. Poi però so che la mente può essere più veloce del vento, che il cuore può essere più grande del mondo. Allora alzo la testa, asciugo le lacrime e ritorno a lottare per ciò che mi fa vivere la vita. So che altrimenti non ne varrebbe la pena. Allora, Cristina, appunto, come dicevo, ha avuto l'incidente nella discesa del Broad Peak, però ecco, il suo corpo, lei è rimasta là perché aveva espresso, ecco, questa intenzione, e perché anche sinceramente i genitori hanno ritenuto di non mettere in pericolo altre vite per recuperarla. Ecco, però noi non la pensiamo là, ma la pensiamo nel cielo come una stella che ci guarda e a cui fa riferimento. Grazie di cuore Riccarda per questa testimonianza, per averci fatto sentire, anche se non l'abbiamo incontrata vicini a Cristina, e come dire, poi anche riceviamo anche noi questo testimone, no? Per cui così come Tarcisio, Mario e tutti gli altri si sono sentiti investiti della necessità di raccontare la sua esperienza attraverso questo progetto e il suo desiderio di solidarietà, di umanità e anche di vincita, no? Attraverso questo progetto anche oggi noi siamo obbligatoriamente chiamati a portarlo con noi questo percorso, questo desiderio di riscatto. E quindi ecco, questo desiderio di riscatto lo consegno a Mario. Mario, come vi dicevo prima, è un atleta e un alpinista di estremo valore. Io sono un po' di parte perché appunto siamo concittadini, e quindi oggettivamente parlando questo poi implica un certo trasporto, ma al di là di questo la tua esperienza, vorrei che qui portassi la tua esperienza, il tuo occhio clinico, diciamo, da esperto e da alpinista. Che cosa ti aspetti da un processo di questo tipo, da un progetto di questo tipo, e che cosa ti aspetti possa generare anche per migliorare il mondo di cui fai parte, un mondo appunto dell'alpinismo che vede contrapporsi alpinisti e persone di estrema qualità anche umana a un mondo che invece è conquistato adesso da chi invece lo sta snaturando e lo sta trasformando in uno strumento come dire, più egoistico che invece con al centro la montagna e la vita. Buongiorno a tutti, grazie Cristina per la domanda, perché è anche un po' pertinente per anche se parliamo dell'ultima mia esperienza allo Sci Pagma. Ho notato come questo mondo degli 8000 è cambiato, sta cambiando, è un'evoluzione, va bene, d'accordo, e come stanno cambiando anche tante cose, ma nel mondo della montagna ho visto un sorpassare, diciamo, i tempi. Adesso non si guarda più la qualità della salita, ma si guarda la quantità, no? E a volte sorvolando anche quello che è l'aspetto della natura, quello che è il guardare la montagna. E allora io mi dico, ma questi giovani che adesso si approcciano a questi 8000 con pochissima esperienza, quello che è accaduto a me, sono rientrato dallo Sci Pagma un mese fa, e ho notato come
come adesso ci sono giovani che si approcciano a questi 8000 con poca esperienza alpinistica, si consultano con un'agenzia dove trovano praticamente tutto fatto, con gli Sherpa che una volta erano portatori, adesso sono diventate in effetti, a tutti gli effetti, delle guide, quindi le accompagnano questi clienti fino alla vetta, promettendogli addirittura il successo al 100%, cosa che non è vero, perché in montagna può succedere, soprattutto su queste montagne, parliamo non di una montagna di 3.000 metri, di montagna di 8.000 metri, dove anche lì la meteorologia, il tempo può cambiare in maniera veramente repentina. Ma al di là di questo, ma poi ci sono anche problemi legati proprio all'oggettività dei pericoli della montagna in quei luoghi. Per cui garantire anche questo è una cosa proprio inesatta che spesso le agenzie propongono pur di lanciare un nuovo business. Ecco. Questo è il mondo che sta cambiando. È vero che se agganciamo poi il discorso di questo progetto che sta portando avanti Tarcisio, io sono stato a vedere la scuola ben due volte, l'abbiamo visitata l'anno scorso e quest'anno di ritorno dalla nostra spedizione a Nanga Parbat. È una valle remota, poco frequentata. In Pakistan la zona più frequentata è il Karakorum, ma perché ci sono ben 4 degli 14 8000, tra cui il maestoso K2 che per l'amor di Dio non può altro che essere il re degli 8000 per la bellezza e l'immensità di questa montagna. Per cui sviare anche l'interesse da questi giganti e portarli anche su montagne minori, meno conosciute come l'Hindu Kush, c'è da fare tanta esplorazione in quella zona, ci sono dei 6.000 ancora inviolati, per cui percorsi per escursionisti anche da risvegliare ed essere anche così, diciamo, prese di mira per un futuro più sostenibile per la valle. Ecco, quindi sicuramente farà del bene alla valle questo progetto, questo centro, come punto di riferimento ricettivo, di sicuro, perché io l'ho visto, è fatto bene, poi anche con l'accorgimento di una struttura antisismica, cioè c'è tanto lavoro che ha portato Tarcisio in questo paese, a Gotolti. Per cui non solo questo, ma anche, come avevo detto nel video prima, diventerà un punto di riferimento per formare guide alpine o guide escursionistiche, per creare un nuovo indotto e prospettiva di lavoro, insomma, a tutti gli abitanti di questa valle che vivono adesso attualmente stanno vivendo di pastorizia, di agricoltura, e quindi secondo me insomma un bel sbocco per il futuro. Ecco. Sarà pubblicizzato di sicuro, Tarcisio è bravo anche in questo, nel comunicare insomma questo nuovo rifugio che crescerà, che sarà pronto già il prossimo anno, per cui vedo una cosa straordinaria e mi complimento con lui insomma per tutta la tenacia che, ricordando Cristina, ha in comune proprio con questa ragazza che, pensate, quando mi parlava del Broad Peak, che purtroppo ha perso la vita su questa splendida montagna proprio in Karakorum, quindi in Pakistan, io ero lì a salirla per il mio secondo tentativo nel 2019 e arrivai in cima da solo, mi trovai da solo, e in discesa era tardi, era quasi al tramonto, quindi ero in ritardo con la tabella di marcia, perché credetemi, trovarsi a quelle quote a tarda ora significa insomma anche a volte mettersi anche nei guai, e avevo una sicurezza in me, come se ci fosse una persona dietro che mi dicesse stai tranquillo, concentrati, e io sono convinto che era la presenza di Cristina. Cristina è ancora là, il corpo di Cristina è sul ghiacciaio proprio sottostante, quindi lì vicino a me, io sentivo la sua presenza. E questo mi ha rassicurato anche in una discesa insomma, che era abbastanza difficile, quindi io arrivai poi tranquillamente al buio, alla tenda del campo 3, sereno, ecco, se non altro, senza alcun incidente e tutto quanto. Per cui
io in quel momento mi sono sentito legato con lei ed è stata veramente una bella sensazione, ecco, che porterò sempre con me. Grazie. Ecco, quindi siamo di fronte a un libro che apre davvero a tanti capitoli delle vite dei nostri 3 ospiti, così come di tante persone che vi hanno accompagnato. E io lascerei un messaggio finale a Tarcisio, anche per invitarci, insomma, a seguirvi. Certo, siete tutti invitati all'inaugurazione l'anno prossimo e speriamo che questo libro, che contribuisce al progetto e tutte le iniziative di Montagne Solidarietà, l'associazione di cui ringrazio tutti gli associati e parte del direttivo che è qui, perché abbiamo lavorato molto e ci crediamo molto in questo progetto assieme al Club Alpini Italiano. E se il progetto aiuta a quest'area che è al 161esimo posto dell'indice di sviluppo umano, ok? E il Gigit Baltistan in particolare, che è una regione come il Veneto, quasi autonoma anche un po', ma che è sicura anche più indietro nell'indice di sviluppo umano di questo pianeta, possiamo dare un aiuto, sarebbe veramente una cosa straordinaria. L'anno prossimo ricorrono i 15 anni della scomparsa di Cristina e quindi sarà un'occasione particolarmente importante. Ricorrono anche i 70 anni dalla conquista del K2, in cui Achille Compagnoni, assieme a Lino Lacedelli di Cortina, Veneto, ok? In cui nella spedizione tra l'altro c'erano anche altri veneti come Bruno Zanettin, che era petrografo di Malo, e Vittorio Lombardi, che ha finanziato la spedizione. Quindi un po' di Veneto c'era anche allora, no? Gino Soldà, sì, anche, suggeriscono giustamente, è vero, ok. E le figure importanti che hanno segnato questa impresa che ha reso onore all'Italia, ok? E quindi se noi in qualche misura ricambiamo attraverso questo progetto e riusciamo a sviluppare la figura della guida alpina o comunque degli High Altitude Porters, i portatori d'alta quota pakistani, sarà veramente un grande successo per noi, un grande orgoglio, ecco. Grazie infinite Tarcisio, per cui prendiamoci cura della terra e della dignità della vita dei posti in che frequentiamo, dei posti che viviamo, anche se non sono quelli in cui siamo nati. Per cui grazie mille di questo messaggio. Io vi invito ad acquistare e a leggere Il coraggio dei sogni di Tarcisio Bellò e di tenervi aggiornati sul sito di Montagna e Solidarietà delle iniziative che verranno realizzate per promuovere il centro Cristina Castagna e le iniziative appunto di sviluppo dell'area appunto pakistana. Grazie mille.